Bottagisio Sport Center scendono in campo la Virtus Verona e l'Arezzo per disputare la penultima gara del girone di andata del campionato Primavera 4 Girone A. Dirige l'incontro il signor Mohamed Akram Shadid, coadiuvato dai signori Enrico Prior e Samuel Vinco. La gara è avvincente, le due formazioni si affrontano a viso aperto creando diverse occasioni. La prima per l'Arezzo è di Benettini. Per la Virtus Verona è Ciaban a crossare in aria per Leucci, ma Taglioni in uscita ferma l'azione. Al 23esimo il gol della Virtus Verona. Cero lancia Oni che affronta l'avversario diretto. Con una finta si libera di esterno destro segna 1-0. L'Arezzo cerca la reazione nel giro di 4 minuti, crea 4 occasioni. La prima con Nacchia, la seconda con Gulisano e Parretti, la successiva con Marozzi su calcio piazzato e l'ultima con un filtrante di Benettini sul quale Parretti non giunge in tempo. La Virtus Verona replica prima con Leucci e poi è la volta di Fabian. Ed infine con il tiro dalla distanza di Dos Santos al termine di un affondo di Filippi. Il secondo tempo riprende con il secondo gol della Virtus Verona. Leucci fa filtrare per Ciaban che raccoglie una deviazione ed anticipa il portiere in uscita 2-0. L'Arezzo cerca di raccogliere energie e si rende pericoloso con stopponi su azioni di calcio d'angolo. L'Arezzo accorcia le distanze su calcio di rigore concesso dall'arbitro per un contatto in area. Alla battuta da Parretti che segna 2-1. La squadra toscana ci crede e cerca ripetutamente di affondare i colpi. Al 25esimo su azione di calcio d'angolo ci prova di testa Fucci. Un minuto dopo Celli serve Verdini, cross per la testa di Gulisano che spedisce fuori. Ancora Verdini crossa in area, Graziano schizza di testa e Zamboni si oppone di piede sul tentativo di tapina di Gulisano. La Virtus alleggerisce la pressione con un calcio di punizione di Capitan Sacomani che lambisce il palo. L'Arezzo spinge ancora. Gulisano scavalca Zamboni in uscita, ma Mosconi salva sulla linea. La sfera giunge a Graziano che tira. Zamboni fa un grande intervento di piede e salva la sua porta. I toscani ci provano con Celli, conclusione alta. In contropiede la Virtus Verona si rende pericolosa con Sbampato, la sua conclusione sorvola la traversa. Rush finale dell'Arezzo, prima con Capitani e poi con Parisi. Zamboni è ben piazzato e para. Ed ora ascoltiamo le voci dei mister. C'è del rammarico sicuramente in lei dopo questa gara perché nel secondo tempo siete andati vicinissimi al pareggio a fronte di una prestazione buona, di una gara di tutte e due le squadre sicuramente di alto livello. Sì, sono pienamente d'accordo con l'analisi che ha fatto lei. Diciamo che il primo tempo è stata una partita, ma forse non solo il primo tempo, entrambi i tempi, sono stati a un'intensità elevatissima, dove soprattutto il primo tempo si vedeva due squadre ben messe in campo, organizzate, nei duelli individuali abbiamo perso qualcosa anche perché insomma affrontavamo una squadra che in campo aveva 8 anni più di noi. C'erano 8 anni di differenza in campo e una struttura fisica tra chilogrammi e centimetri non indifferente. È stato un primo tempo molto equilibrato, dove nei duelli individuali hanno avuto la meglio, fatto gol per bravura, perché sicuramente ha fatto ottimi fraseggi di bravura, ma dove noi non siamo stati secondi assolutamente all'avversario. Il secondo tempo c'è rammarico perché la squadra, credo, senza nulla togliere alla Virtus, credo che l'Arezzo abbia dominato il lungo e il largo, creando innumerevoli situazioni da gol, soprattutto
appena preso il gol, appena rientrati in campo, dopo 2 minuti del secondo tempo, che poteva tagliare le gambe, invece la squadra ha reagito con personalità, con carattere, con cattiveria. Peccato perché come tutte le domeniche alla fine concediamo poco, creiamo tantissimo, ma poi alla fine o per una sfumatura o per un'altra sicuramente è un limite su cui dovremmo lavorare, però come detto ragazzi, cioè, la classifica è una cosa, quello che stanno facendo sul campo, che tutte le domeniche stanno confermando con avversari come appunto oggi la Virtus, come Mantova la settimana scorsa, nonché Lumezzane, in campo se la giocano alla pari e sono veramente a tratti anche padroni del campo, quindi per me questo è un motivo di grande soddisfazione, perché poi l'obiettivo principale fondamentalmente rimane sempre quello di formare i giocatori e in questo vedere la crescita dei ragazzi è gratificante. Assolutamente, anche perché essendo Primavera 4 non c'è diciamo, il rischio della retrocessione, quindi si gioca soprattutto per far crescere i ragazzi e questo diciamo, è uno dei ruoli più importanti che un allenatore come lei deve imbastire e far conoscere, far sapere ai propri ragazzi. Nel secondo tempo ci sono stati anche dei bei fraseggi, della palla a terra, insomma, scambio veloce, insomma un rammarico, però insomma, lei si può ritenere soddisfatto per la prestazione. Sì, decisamente sì, io sono diventato un spogliatoio, ragazzi, io ho detto dobbiamo fare tesoro degli errori commessi, che ogni volta condizionano un po' il risultato, perché comunque anche il risultato è un momento di crescita, anche quello, vanno verso il passaggio poi nei grandi, quindi devono cominciare a capire che si lavora su dei principi anche di cattiveria mentale per ottenerli, però seguono tantissimo, ho detto che sono orgoglioso di loro, che questa è la strada da perseguire e sono convinto che arriveranno anche i risultati. D'accordo, grazie mister, in bocca al lupo per il proseguimento del campionato e auguri di buon Natale. Grazie mille a voi di tutto quanto, faccio tantissimi auguri di buon Natale a voi e a tutte le persone che vedono. Grazie. Mister, una partita sofferta, però è stata una vittoria che dà ancora più piacere perché vi proietta ancora in vetta alla classifica, manca ancora una giornata e poi sarete campioni d'inverno. Sì, diciamo che ci portiamo a casa sicuramente il risultato, vittoria è sempre importante e partita molto difficile, molto complessa, oggi contro un avversario che comunque non rispecchia i valori diciamo, della classifica e io mi porto a casa la prestazione comunque di squadra collettiva perché abbiamo saputo soffrire, soprattutto quando abbiamo subito il gol del 2-1. Una sofferenza diciamo da grande squadra, quindi questa è la cosa positiva che ci portiamo a casa oggi. Cosa è accaduto subito dopo il secondo gol che vi ha visto un po' tirare i remi in barca e il calcio di rigore ha rinvigorito l'Arezzo che vi ha messo un po' alle corde? Sì, ecco, se dobbiamo trovare un po' una nota stonata, una nota negativa, è il fatto che quando noi giochiamo siamo padroni del nostro destino e quindi sappiamo cosa fare e quindi essere anche padroni della partita. Nel momento in cui smettiamo un attimino di giocare possiamo anche incorrere in problematiche che abbiamo avuto oggi, insomma, in cui abbiamo dato un po' troppo campo all'Arezzo e l'abbiamo rimesso in partita. Però ecco, io guardo anche il lato positivo nel senso che comunque in una partita non massimale da un punto di vista di gioco siamo stati bravi a reggere da questo punto di vista, quindi ci sono dei momenti in cui c'è da soffrire e bisogna essere capaci di soffrire, quindi non abbiamo fatto la grande oggi, ecco. Allora, mister, in bocca al lupo per la prossima gara e per la vetta della classifica. Grazie mille, grazie. Risultato finale: Virtus Verona 2, Arezzo 1.